Tra la 30ª e la 31ª giornata di campionato si gioca la finale di Coppa delle Coppe, e questo è importante perché in finale di Coppa delle Coppe c'è il Parma che momentaneamente occupa la terza posizione in classifica. Ora, se il Parma vincesse la Coppa delle Coppe sarebbe ammessa alla Coppa delle Coppe per l'anno successivo e, dovendo disputare la Coppa delle Coppe, non potrebbe disputare la Coppa UEFA e quindi, occupando la terza posizione in classifica, libererebbe uno slot per accedere alla Coppa UEFA. Ed è proprio quello che succede, perché il Parma vince la finale di Coppa delle Coppe contro l'Anversa, aprendo così l'altro slot per l'accesso alla Coppa UEFA dell'anno successivo, e il Cagliari non si lascia sfuggire questa occasione. Infatti nella 31esima giornata il Cagliari va a Torino e vince con un sonoro 5-0 con Francescoli protagonista assoluto. Nelle due partite successive si pareggia contro il Milan e contro il Foggia,